Siamo con il presidente Toniolo per il consorzio di bonifica del Delta del Po. Cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare per prevenire la subsidenza in questo territorio polesano? Sì, in questi anni sono stati fatti dei lavori, prima di tutto sistemato i canali, cioè dove si sono interrati, dove vengono scavati perché l'acqua defluisca alle idrovore, e in più ci sono stati fatti modifiche alle idrovori perché nelle pompe, nei tubi pescano, cioè vengono abbassati e pescano quando ci sono queste grosse piogge, non ci sono difficoltà, vengono fatte queste modifiche e questa subsidenza negli anni 50-60 ha provocato questi danni che li vediamo da 10 anni, 15 anni che il terreno si è abbassato. Allora le idrovore e le pompe erano un po' più alte, adesso non riescono, in certe posizioni non riescono a pescare l'acqua, e allora con questi soldi, con questi contributi che il governo speriamo che ci dia, vediamo di modificare certe idrovore perché il territorio, perché i cittadini non vadano a fondo, non succeda questi disagi quando ci sono questi grossi che chiamano bombe d'acqua.